Oggi siamo a Ponte della Priula, in compagnia di un esercente degli spettacoli viaggianti, Renato Dalligna, che ci racconterà un disagio grande, quello del settore delle giostre, degli spettacoli viaggianti, dei circhi, un settore che come tanti altri in Italia è fermo ormai da quasi 3 mesi, ma non è tanto il fatto di essere fermi, è quello di non immaginare una ripartenza, perché sarà difficile ripensare una fiera in poco tempo. Ecco, ci racconti la sua situazione, signor Renato. Niente, buongiorno a tutti quanti, sono Renato Dalligna, faccio parte degli spettacoli viaggianti, ci troviamo a Ponte della Priula, a casa mia, dove questo materiale di mia proprietà è fermo dal 23 febbraio, fermo a causa del Covid-19. E niente, cosa dire, il problema più importante è che non si sa quando ripartire, lo Stato non ci sta dicendo una data dove noi possiamo ripartire. È duro. Perché il problema grande, signor Renato, è proprio quello di garantire la sicurezza all'interno delle feste, delle sagre. Questo non sarà possibile, e soprattutto a breve termine. E quindi anche pensare a un vaccino è difficile, pensare a una cura ancora di più, e quindi voi, si è stato detto che fino probabilmente a gennaio 2021 non potrete più lavorare. Sì, queste sono le dicerie che stanno dicendo che fino a gennaio c'è la possibilità di star fermi. È un grosso problema per chi ha fatto degli investimenti in queste attrazioni, è un problema mantenere le famiglie perché è da 3 mesi che siamo fermi e i fondi stanno per finire. I fondi stanno per finire, è una brutta situazione. Noi come associazione, come attrazionisti abbiamo individuato secondo noi delle piccole cose che potrebbero convivere con il virus. L'uso della mascherina, i guanti, igienizzanti per le attrazioni. Io credo che come la gente fa la coda al supermercato o in ferramenta o quant'altro, può essere abituata con le dovute maniere a affrontare anche le attrazioni. Andiamo a vedere adesso proprio gli ultimi investimenti che lei ha fatto come famiglia. Alla mia destra tra poco noi vedremo una bellissima giostra, perché dobbiamo anche pensare a questo, a che cosa rappresentano le giostre, che cosa rappresentano le sagre per una comunità. Ecco, quanto le fa male vedere tutto questo fermo. Sì. Questa è una giostra che ho acquistato l'anno scorso, che sto ancora pagando praticamente, adesso è qui ferma. Questo è un labirinto degli specchi dove il pubblico entra e si perde negli specchi umoristici, negli specchi deformanti e quant'altro. È qui ferma e io devo pagare e se non va installata nelle manifestazioni è un problema. È un problema perché come partita IVA lo Stato ci ha risarcito dei 600 euro, però altri fondi adesso sembrerebbe che il senatore Franceschini abbia stanziato dei soldi, però con troppe licenze in Italia degli spettacoli viaggianti, perché siamo in tanti e i fondi sono troppo pochi. Faccio solo presente che a Ponte della Priula ci sono ben 28 famiglie con licenza di spettacoli viaggianti, 28 famiglie con nucleo familiari che esercitano, che fanno questo lavoro da sempre, non gente che si è inventata l'altro ieri a comprarsi la giostra, perché questa è una cosa che va di generazione in generazione. 2 delle attrazioni che ho io sono tramandate da mio nonno, che sono passate a mio padre, che ancora esercita mio padre, e sono passate a me per generazione in generazione. Le faccio anche un'altra cosa presente: Traspresiano, Pieve di Soligo, Bidasio, Nervesa, Santa Lucia di Piave e Lovadina, siamo in circa 80 famiglie che fanno questo lavoro. 80 famiglie che hanno tutta l'attrezzatura a casa, che sono ferme, che non sanno lavorare, senza parlare tutti i comuni, allargandoci ai comuni limiti. Lei l'ha detto, insomma si può capire dalle sue parole, ma lei quanto veramente è preoccupato per la sua famiglia? Tanto preoccupato, perché trovarmi a 42 anni, essere nato in una roulotte, aver sempre fatto questo lavoro, trovarmi a 42 anni a dover andare in cerca di un altro impiego per sopravvivere, e non è facile alla mia età trovare altro, avendo fatto gli investimenti per far divertire il pubblico, perché
oltre alla manifestazione, la festa e il lavoro, ma più che altro la gioia di arrivare su un paese, ritrovare i clienti dell'anno scorso, far divertire la gente. Non va dimenticato anche un gesto importante che avete fatto per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema, quello di andare dal governatore della regione Veneto Luca Zaia per portare tutte le vostre istanze. Ecco, quanto è stato importante per voi? Molto importante perché subito dopo il 23 febbraio, quando c'è stato il blocco dello spettacolo viaggiante, noi abbiamo creduto e abbiamo avuto l'idea di farci sentire. Siamo andati dal governatore, che io ringrazio molto, l'unico politico che sta parlando del nostro problema a livello mediatico, il nostro grande problema, e ringrazio nuovamente. E che appello fate alle istituzioni regionali, istituzioni nazionali, ai vostri sindaci? Cosa chiedete? Chiedo che appena ci sia la possibilità di ripartire, che abbiano un po' il polso meno duro, che abbiamo da far lavorare questa categoria, molto importante a livello sociale, a livello per far divertire il pubblico e queste famiglie che sono senza lavoro.